Buongiorno a tutti ragazzi, buon venerdì a tutti. A partire da oggi ragazzi e per ancora altri 7 giorni purtroppo ci sarà caldo e afa. In effetti proprio da ieri è in arrivo, anzi sono in arrivo, due forti alte pressioni. In effetti ci sta l'anticiclone delle Azzorre che viene dal lato della Francia e dal sud Italia arriva il famoso caldo africano, quindi stiamo messi proprio male ragazzi, quindi ci saranno questi 6-7 giorni proprio di caldo e afa, quindi diciamo che su quasi tutto l'Italia ragazzi ci saranno 34-35 gradi, quindi tornerà anche la Tantenne, non se n'è mai andata, quindi diciamo che quest'alito caldo in risalita dal Nord Africa, proprio perché stiamo proprio bene, farà lievitare le temperature dal nord al sud, al nord di meno, mentre al centro sarà variabile, a sud come sempre ragazzi farà caldo, compresa la Sardegna, quindi Sicilia, Sardegna e il sud Italia. In effetti il centro così così, il nord si manterrà su temperature più normali, tipo 30-31 gradi. Da noi come sempre ragazzi ci balleremo, quindi tanto per cambiare. In effetti fortunatamente siccome si sta avvicinando la brutta stagione, chiamiamola così, tanto per dire, durerà più o meno una settimana, però un'altra settimana di caldo intenso e di afa. In effetti di notte si tornerà a sudare, come vedete questa foto di queste signore che stanno davanti al ventilatore. Io il ventilatore l'ho acceso già a maggio, lo tengo ancora acceso, quindi è un caso proprio disperato. Quindi ragazzi, un'altra settimana di bel tempo, quindi tranquillamente potrete andare a mare, quindi fatevi il bagno settembrino bene bene bene, tanto per 7 giorni ragazzi mettetevi in anima in pace che non piove, quindi caldo e sole e sudore. Ragazzi vi auguro una buona giornata a tutti e come sempre purtroppo arriverà pure l'inverno comunque, quindi è solo questione di tempo. Io personalmente ragazzi, lo sapete, sono mesi oramai che cerco un po' di pioggia, ma che secondo me devo salire io al nord così con la fortuna che ho vado al nord incomincia a piovere qua a Salerno, sono convinto. Vabbè, meglio scherzare ragazzi. Comunque per 7 giorni ragazzi il tempo decisamente sarà caldo e afoso, quindi un'altra settimana all'insegna del caldo. Farà sempre più caldo giorno dopo giorno, penso un po' che fortuna. Ciao Amelia, quindi vuoi o non vuoi ci sarà sole e caldo e afa, perché non ci mancherà quasi nulla. Qua invece di venire l'inverno sta venendo una lavorazione. Comunque ragazzi vi auguro buona giornata e un po' di pazienza, pure arriveranno momenti freddi. Ciao a tutti.